C'era una volta il lockdown, l'epidemia del secondo millennio si sta spegnendo ma ha lasciato una cicatrice profonda. Prima la tragedia umana, i morti negli ospedali, poi il dramma economico, le saracinesche abbassate che non riapriranno più. Per questo la Regione Veneto, con un bando da oltre 20 milioni e 630 mila euro a fondo perduto, punta a ridare ossigeno alle attività soffocate dal Covid, perché i locali possano riaprire e ripartire. Si può ripartire anche così, da un caffè. Si può ripartire anche da un caffè. La Regione Veneto ci ha appena impostato e messo a disposizione per tutti i commercianti, quindi bar, pizzerie, ristoranti, parrucchieri, estetiste, un bando che può portare nelle casse un contributo a fondo perduto dai 2.000 ai 3.750 euro a seconda del fatturato e del numero di dipendenti. Quindi un bar può portare a casa 2.000 euro e penso sia una cosa buona di questi tempi dove il commercio sta crescendo, si sta incrementando, però è ancora sofferente. Quindi una bella mossa da parte della Regione che va sostanzialmente ad aiutare chi per 2 o 3 mesi non ha fatturato niente. Beh, insomma, una iniziativa davvero senza precedenti. Lei è il titolare di questo locale? Assolutamente sì. Cosa ne pensa? Era ora che qualcuno pensasse a noi. E la Regione fino ad oggi ci è sempre stata vicina, sia nel bene, quando ci diceva che le cose stavano migliorando, dicendoci sempre la verità. E oggi stanno dimostrando che ci tengono ai veneti, e io sono un veneto di adozione, e abbiamo capito che dobbiamo guardare, quando si parlava di autonomia, questa significa autonomia. La Regione Veneto ha dimostrato di essere dalla parte delle botteghe sempre.